Questa è la storia di Vicenza sotto la Serenissima. Nel 1404 Vicenza è una delle prime città della terraferma a consegnarsi pacificamente a Venezia. Per questo le viene riservato un trattamento più favorevole rispetto alle città prese con la forza, come Verona e Padova. Vicenza riceve molti privilegi, in particolare ottiene la conferma del suo predominio su quasi tutto il contado, dal quale l'aristocrazia cittadina si arricchisce. In più la nobiltà vicentina rimane al potere in città, cosa conveniente anche per Venezia che riesce così a ridurre al minimo i costi amministrativi, con un personale limitato ad un podestà, un capitano, 3 giudici e 2 cancellieri, a cui si aggiungevano alcuni conestabili pagati però da Vicenza. A Venezia veniva riconosciuta la suprema autorità e il diritto di intervenire nei casi di straordinaria amministrazione. Per il resto Vicenza mantiene le sue norme e la capacità di produrne di nuove, statuti, leggi sull'amministrazione delle campagne e consuetudini locali consolidate anche non scritte. L'aristocrazia cittadina, nonostante in città e in contado mantenga la sua influenza, non ha di fatto potere nella politica della Serenissima. Come reazione i nobili vicentini cercano di competere in prestigio con il patriziato veneziano, inventando e coltivando miti sulle proprie origini, vivendo nello sfarzo e costruendo palazzi e ville di grande valore, spesso però ridimensionati rispetto ai progetti iniziali o completati in molto tempo. Nel 500 e 600 l'aristocrazia vicentina, spesso implicata in omicidi, risse, vendette e scandali, crea in città un clima di tensione, clima che diventa ancora più irrequieto alla fine del Settecento, con il diffondersi degli ideali della rivoluzione francese, condivisi da molti borghesi e popolani, ma anche da vari nobili, che vedono nella rivoluzione un'opportunità per liberarsi dai veneziani e guadagnare più potere. Dopo la caduta della Serenissima, il codice napoleonico prima e austriaco poi introducono il principio dell'uguaglianza dei cittadini rispetto alla legge. Nel tempo i nobili perdono potere e Vicenza viene confermata come capoluogo amministrativo, ma perde il diritto di predominio rispetto alla campagna, diritto che per secoli la Serenissima gli aveva garantito.